Amici della divisione, buonasera da Lorenzo Savi, questa è Genzano, tornano a correre dopo la sosta così di Genzano e Kame Treviso con stimoli diversi ma un obiettivo comune, i 3 punti. Lascia passare per Tony Dandella, spazio per andare in banda, Tony Dandella con la punta fino in fondo, Pietrangelo prima col piede poi con le mani. Lo sistema con cura e vede il movimento di De Oliveira, ma Antoniazzi ha capito tutto e va anche da solo spedito verso la porta. Antoniazzi col mancino forte, la toccata di Ponto, ha chiesto subito time out Colini, ma che parata di Ponto su Ton, trovato Vieira, traversa e poi la schiena di Ponto a portare in vantaggio la Kame. Aveva percepito il pericolo Fulvio Colini, aveva richiesto time out, non ha fatto in tempo perché la Kame è andata avanti col gol di Giapa Vieira, o forse l'autogol di Ponto, 0-1. Taborda, pressione di Antoniazzi, ma ha trovato un'uscita su Barra che poi accomoda per Taborda, mancino incrociato ma Pietrangelo si oppone. Break della Kame, Giapa ancora per Sutton, maxi intervento di Ponto che col piede nega il raddoppio alla Kame, in mezzo che la vorrebbe, pallone così e così, Sutton con rischio, Barrichello arriva, Donin lo stende, la Kame si fa male da sola, calcio di rigore per l'Eco City, fallo netto di Donin, arrivato in ritardo Micheletto, palo pieno, anzi no, il palo è quello interno e allora solo illusione ottica dell'errore, ma il gol è tutto buono. Micheletto con l'esultanza a dare quasi una strigliata ai suoi. Trovato Nem, seconda palla su Tony Dandelle che la tiene sotto la suola, si gira Tony Dandelle in un fazzoletto, fa tutto benissimo e poi con la punta del mancino non trova lo specchio della porta e vediamo la gran giocata di Tony Dandelle. Canal sposta, Canal, trovato Nem, 1-2, Canal, palla larga ancora a centimetri dal gol del vantaggio l'Eco City. Nem, Barrichello entra dentro al campo, calcia col destro a centimetri dal gol del vantaggio l'Eco City, col destro improvviso di Barrichello. Antoniazzi dopo il fischio, Sutton in angolo, Donin con lo scavetto e Micheletto sulla linea a negare il gioiello a Donin. Cercato e trovato Micheletto, ora da Barra, Moabs 1-2 con Barra al volo col destro e Azzoni con tutto se stesso ad evitare il sorpasso all'Eco City. Giapa verso il centro, cambio lato, Azzoni, secondo palo, c'è André che entra in porta col pallone e porta nuovamente avanti la Kame. 1-2, ha segnato André Ferreira. Rimessa Eco City, già battuta, Barrichello pensa alla conclusione, ancora contro Giapa, Barrichello col destro incrociato, Pietrangelo con un guizzo ad evitare subito il gol del nuovo pareggio. Giapa la lascia lì, Azzoni e poi Giapa col destro forte, batte sul primo palo di Ponto, Kame sul +2 col gol del capitano. A 7:42 dalla fine Barrichello rischia di perderla, pallone sanguinoso, Giapa a porta vuota, sono 4 per la Kame sul pasticcio di Barrichello. Giapa Vieira non perdona, poker Kame e doppietta per il capitano. 2:39, Micheletto col mancino, ancora Pietrangelo, poi Nem non calcia subito, Nem ora servito ancora, Barrichello entra e calcia, Antoniazzi prima mura, poi col destro piano piano a depositare il quinto gol di giornata per la Kame, un gol meritatissimo per Giancarlos Antoniazzi. Canal, Tony Dandelle, cercato Canal, non trovato, servito invece Donin, c'è gloria anche per lui. 6-1 per la Kame. Pressione eseguita benissimo dalla Kame. Suona ora la sirena, titoli di coda. Vince e stupisce la Kame che espugna il Pala Cesaroni di Genzano vincendo 6-1.